Questa persona di 90 anni ha dato la sua disponibilità per ragioni umanitarie, niente di più, insomma una cosa molto semplice. La telefonata di un amico che propone di ospitare dei profughi, il rifiuto iniziale, poi una notte insonne e la decisione. Una novantenne padovana, proprietaria di una villetta a 2 piani a Rubano, commossa nel vedere le tragedie del mare e gli sbarchi di migranti, ha deciso di affittarla a una cooperativa per ospitare 10 migranti provenienti dall'Africa, incaricando il nipote di seguire le pratiche burocratiche. Un paio di giorni per i lavori di sistemazione, la casa era disabitata da un po' di tempo, con il contributo di parroche vicini e poi l'arrivo degli stranieri, spaventati, bisognosi di tutto e disperati. E noi stiamo portando delle persone che stanno insegnando l'italiano a questa gente, stiamo tentando di capire la loro realtà, di conoscerle, sapere cosa facevano prima. Una scelta che solleverà di certo altre polemiche, ma che viene vissuta dai protagonisti, dall'anziana e dai suoi familiari, come un semplice tentativo di supportare le istituzioni che non ce la fanno a risolvere il problema. Abbiamo solo avuto ringraziamenti da loro, complimenti dalla gente che vive intorno, complimenti anche, questi sono a Rubano, quindi del sindaco, del parroco della chiesa che è lì davanti, la disponibilità di un sacco di gente. Quanto all'aspetto economico, è stato stipulato un normale contratto d'affitto a prezzi ridotti con la cooperativa che si occupa anche delle bollette e di mantenere questi migranti. Il vantaggio economico ci è stato quasi imposto. Nel senso che pagano un affitto normalissimo, direi che non è un vantaggio, potrebbe essere per qualcuno un interesse economico anche ricevere queste persone, insomma.